Un'ottima prestazione da parte della sua squadra. Ma sì, la prestazione è stata sicuramente buona contro un avversario che peraltro ha creato le sue difficoltà e soprattutto in alcune ripartenze sono molto veloci, per cui bisognava stare molto attenti. Dovevamo vincere per forza, ieri Portocorallo aveva fatto la vittoria, ma poi noi dobbiamo cercare di vincere per forza sempre, perché è chiaro che quando hai una posizione di classifica del genere devi cercare comunque sempre di fare la partita. E obiettivamente fare la partita su questo campo diventa molto difficile, un campo troppo gibboso, argilloso, si scivola, si fa fatica nel primo controllo e quindi spesso dai la possibilità all'avversario di poter intervenire sulla seconda palla. Insomma, quindi alla luce di questo direi che la prestazione è stata ottima, potevamo fare qualche più gol, è vero che potevamo subirne anche qualcuno e loro sono stati un po' sfortunati, un po' imprecisi in alcune conclusioni che peraltro per un po' di sufficienza difensiva non gli abbiamo concesso. Però direi che nel complesso è stata sicuramente un'ottima partita, una buona prestazione, una vittoria che ci fa continuare il nostro cammino che insomma ancora da qui alla fine sarà difficile e lungo, però ci siamo e cercheremo di essere fino in fondo, andare sino in fondo in questa avventura. È chiaro che quello che mi aspetto è un aiuto, un sostegno a questi ragazzi da parte del pubblico. Vedere un pubblico più numeroso a Nuoro obiettivamente era quello che mi aspettavo quando sono arrivato. La classifica è importante e salire il prossimo anno di categoria può significare avere una serie C, non una serie D, perché verrà eliminata la C2, per cui ci saranno solo 4 serie, per cui si può rivedere a Nuoro un calcio importante. Io sono apprezzatissimo quello che ha fatto oggi la tifoseria, perché mi ha fatto ritornare i belli tempi. Oggi contro la Nonorese sapevamo che era una partita molto difficile, contro una squadra che è prima in classifica, non è sicuramente qua che deve guadagnare i punti, ma quello che mi ha dato soprattutto fastidio è che i miei ragazzi hanno detto che il gol era inesistente, quello mi ha dato tanto fastidio.